Genesi, capitolo 35. Giacobbe va a Betel. Dio ricetta a Giacobbe. Aizd va a Betel e filim da là, Palugià, costruisce la nardara innanzi a Dio, che ti ha combaruto quando stive fuyen, innanzi a Esaiu, frate tuo. E tanto Giacobbe dice tutta la famiglia sua, e tutti quelli che stavano qui, ha bruciato dei forastieri che erano insieme con voi, pulizzatevi e cagnatevi, e vestite la culla. Poi aizzammo tutte quante, e fuimmo in a Betel. A dovrò coraggio nardare a Dio, che mi ha aiutato in due tempi a malapatenza, che mi ha accompagnato in tutto il cammino che io ho fatto. Loro mettettero in mani Giacobbe tutte dei forastieri che tenevano a stivata, tutte pennenti che tenevano a pisa e orecchie. E Giacobbe atterraia vicino a quella cerchia che si trovava a Sichem. Poi lui mettendo loro in un schianto assai rosso che retta in gola a tutti i popoli che stavano attorno a loro. E proprio per questo fatto, nessuno di loro tenette più coraggio di correre presso a Giacobbe. Giacobbe e tutta la gente che stava insieme con lui arrivavano in la città di Luz, a Betel, che si trovava in due paesi Canaan. Che essa facette nardare e chiamai chi Lupizza El Betel, perché Dio era combaruto innanzi a essa quando si stava fuggendo innanzi al frate. La muretta Deborah, che era mamazzella Rebecca, e fu atterrata sotto a Betel, ai piedi che la cercano, che proprio ha questo nome, cercolo rochiante. Rinnovata la promessa alla terra. Dio comparette una tota a Giacobbe quando tornai a Padan Aram e ho bene ricette e di le ricette. O nome tuo è Giacobbe, non ti chiamerai più Giacobbe, perché Israele sarà un nome tuo. E così Dio chiama Israele e poi le ricette. Gli sono Dio onnipotente, farai nascere assai figli e diventerai assai rosse per numero, perché nu popolo e nu cofane popolo nasceranno rinda a te. A parecchi riesceranno rinda a te, re anche tuoi, chi lo paese che hai ha giurato, Abramo e Isaac, io darraggio a te. E tutta la discendenza che prenderà roba a te, gli darraggio tutti chi lo paese. Quando Dio scomparette innanzi a essa, rende a chi lo pizza, doveva parlare insieme con essa, Giacobbe ha in un mondone prete. Proprio dal lato Dio aveva parlato con essa, in coppa a quelli prete, facette un'inferta innanzi a Dio, e ingerava che lui in coppa. Giacobbe chiamai Betel chi lo pizza, a dove Dio aveva parlato insieme con essa. A nascita Beniamino e a morte Rachele. Poi Wine attenne a Betel, e mentre stavano ancora in cammino per arrivare in da città Efrata, ci voleva poco cammino ancora per arrivare là. Rachele si trovava e aveva una figlianza assai difficile. Mentre parlavano sotto il loro, la figlianza, aveva a mano le ricette. Non ti pigliare paura, pure chi sono figli mascoli. Mentre cacciava fuori l'ultimo sospiro, perché stava morendo, che il suo letto chiamava Ben Oni, o padre suo invece lo chiamava Beniamino. A così Rachele murette fu atterrata in coppa via che portava a città Efrata. La città è Betlemme. Giacobbe facette una colonna, coppo su burgo suo, che questa colonna esiste insino oggi, coppo su burgo e Rachele. O in geste Ruben. Poi Israele ha e tenne schiandaia, ad enna soia da parte ai mighi dall'Eder. E quando issa alloggiava in da chilo peso, Ruben gli ha famoso con Bila, che era una che gli quattro mogli rubate. E Israele lo venette subito a sapere. E 12 figli di Giacobbe. Tutte figlie di Giacobbe furono 12. E figli Elia, o prima nate Giacobbe. Ruben, poi Simeone, Levi, Giuda, Isachar e Zabulon. E figlie Rachele, Giuseppe e Beniamino. E figlie Bila, a schiava e Rachele, Dan e Naftali. E figlie Zilpa, a schiava Elia, Gad e Asser. Queste sono tutte le figlie che Giacobbe aveva quando stava ancora in da città e Padan Aram. A morte Isaac. Giacobbe tornò vicino al padre Issa a Mamre, a Kiriat Arba, a Hebron, a dove Abramo e Isaac avevano alloggiato come forastieri. Isaac campò incinta 80 anni. Poi murette sonette a chiedere la famiglia sua, vecchi esatti e giorni, o mettettene in due sepolcri i figli, Esau e Giacobbe.